Come Commissione abbiamo dato il via libera all'alienazione di questo bene di proprietà dell'ULSS 7, un bene che non è più nel patrimonio indisponibile dell'ULSS, in quanto già da diversi anni non è più presidio ospedaliero, e quindi si è deciso di metterlo in vendita. Si partirà da un'asta pubblica del valore di circa 3.700.000 euro, e poi il ricavato di questa asta servirà per reinvestire questi denari all'interno delle strutture della nostra ULSS. Quindi penso sia anche un mezzo questo per introitare di denari importanti, ma soprattutto anche per dare vita a quella zona, a quel complesso che da troppi anni è in una situazione, non dico di abbandono, perché negli ultimi anni ci sono state diverse società che hanno esercitato delle attività in forma privata, ma oggi necessita di un rilancio importante, quindi speriamo che faccia gola al mercato. L'altopiano ha tantissime possibilità di crescita, lo ha dimostrato recentemente grazie anche agli importanti investimenti che sono stati fatti grazie ai fondi di confine. Noi siamo concentrati ovviamente a sostenere l'economia di quel territorio, ma soprattutto anche a garantire una sanità di qualità. A breve, penso nella prossima primavera, andremo a inaugurare anche il nuovo ospedale, quindi questo sta a dimostrare un'attenzione particolare della Regione nei confronti di questa zona del nostro Veneto, che è una delle zone più belle.